Questo è un abito festivo degli anni 50, è abito cavaliere di gara. Intanto si preparano le coppie di Villa Grande, ossia Villaggio Grande, mentre Strisaili ricarte il sardo Tresailes. Il territorio e il clima. L'abitato principale si trova in un pendio del Monte Suana, 689 metri di altitudine. Il Monte Suana protegge l'abitato a ovest, mentre a nord vi incombono il Monte Isadalu e Monte Urguda. Villa Grande è un paese che è qui alla nostra sinistra in alto in montagna, e intanto che le coppie sfilano, intanto si prepara il comune di Ierzu e dei tacchi famosi in tutto il mondo. Anche loro è famoso il vino di Ierzu, producono vino anche loro, quindi il prodotto più famoso di Ierzu è il Canonau. Vi ricordiamo che da più di 30 anni ad agosto si svolge Calici di Stelle, il 10 di agosto, quindi se siete ancora qui vi potete andare a vedere un'altra bellissima manifestazione che è Calici di Stelle. Per il costume passo il microfono a Susanna. Quindi, allora, l'abito maschile è composto dalla camicia di tela bianca con i polsini e collarino ricamati, sopra il corpetto di colore nero con ricami rossi, i calzoni di tela bianca con sopra un gonnellino di panno nero. L'abito femminile. Un'altra variante del costume è lo zoraese, sempre da signorina, da cerimonia o da festa. Ok, tutte e due. L'abito alla mia destra è un abito degli anni 20, a eccezione del fazzoletto di fine 800. L'abito alla sinistra color oro, solo il fazzoletto è degli anni 20, il resto è di recente fattura. In occasione di cerimonie. Allora, piccolo contrattempo, il capogruppo o una dama del gruppo di Villa Grande, se può venire qui, e una dama del gruppo di Ierzu, grazie. Ha poco da vedere. Vengono dalla Barbagia di Ololai, sono i nostri ospiti d'onore stasera. Sul palco i componenti del gruppo folk di Austis in provincia di Nuoro,
che noi stasera abbiamo veramente piacere di averli qui con noi. Austis è un paese della Barbagia di Olollai, a 750 metri sul livello del mare, di circa 1000 abitanti, paese prevalentemente agricolo e agropastorale, noto in Sardegna perché è ancora in uso un ballo su ballo de Sughinturzu, è un ballo tipico che fanno loro a Austis. Io l'ho visto, è meglio non capitare nelle grinfie di chi lo fa. È un esempio molto raro di un ballo guidato, ancora in vigore, particolare manifestazione per San Giovanni a giugno e per l'Assunta ad agosto e a Sant'Antonio a settembre. Il costume invece del gruppo vi viene descritto da Susanna. Allora, per l'abito maschile festivo è composto da sascarzas, sasbragas, satsuba e saberrita. Satsuba, la giacca, è ornata da una doppia fila di bottoni metallici a scopo ornamentale con le maniche lunghe e un piccolo spacco nella parte terminale della camicia dove trovano 4 o 5 bottoni, anch'essi posti a scopo ornamentale. Sasragas, gonnellino in panno o in orbace con una piegattatura larga, contornati da una bordatura nera in velluto. Sascarzas, sempre in panno o in orbace, con una bordatura nella parte superiore di colore variabile a seconda del ceto sociale, azzurro, verde, viola o rosso. Saberrita, copricapo in panno nero o con un piccolo comune della provincia di Astra di 1115 abitanti. Il paese sorge sul versante orientale dello Iastra e confina con Baunei, Talana, Urzulei e lo Sorai. Il suo territorio è prevalentemente collinoso, è pianeggiante ed è inserito in un contesto ambientale ben conservato. Atriei è famoso anche per le sue sorgenti, che sono nella zona di Osono. Fa parte della giurisdizione di Triei la frazione di Ardali. Non si hanno notizie certe sulla fondazione del paese perché non si ha nessun documento che ne attesti la nascita. Adesso per il costume cedo la parola a Susanna. Per il costume maschile abbiamo saberrita longa, che è il copricapo lungo in orbace nero che va piegato sul capo. Sugossette, corpetto in orbace senza maniche. Sagamisa, camicia in cotone con il davanti pieghettato e un piccolo pizzo ai polsi sul collettino. Viene chiusa sul davanti con il guttones in filigrana d'argento e i gemelli sempre a forma di guttones. Saraganiedda, gonnellino corto plissettato in orbace che copre saraga bianca. Saraga bianca i pantaloni bianchi in cotone larghi. Gli scambales in orbace hanno la funzione di fermare saraga bianca dall'altezza del ginocchio ed in effetti vengono legati con una fettina viola e di coprire le scarpe. A questo scopo hanno un legaccio nero che va sotto la scarpa e viene bloccato dal tacco. Per il costume femminile abbiamo suvanigeddu, fazzoletto in raso damascato a sfondo nero o marrone con sfumature dell'uno o dell'altro colore. Si può portare all'unghia o a correvetta. Il gruppo lo porta nel secondo modo, anche per praticità, viene agganciato a sudurbanti in alto sul davanti per mezzo di una spilla d'oro. Sudurbante, che è il triangolo in cotone rosso con i lacci, che va legato stretto intorno alla testa, serve per trattenere i capelli e appuntare il fazzoletto. Sugippone, corpetto in raso damascato dorato con sfumature cangianti sul viola. Pizzo nero lungo tutti i bordi e sui polsini, agganciato davanti, lascia intravedere abbondantemente la camicia. Saccamisa, camicia in cotone con il davanti pieghettato, inserti in pizzo chiacchierino, pizzo ai polsi sul collettino, viene chiusa in alto sul davanti con il buttones. Savardetta, gonna ampia a pieghe in raso damascato, stesso tessuto del corpetto ma senza pizzo. Susutano, di recente costruzione, diciamo, di recente fattura, eccetto lo scialle del 1957. È uno scialle marrone in Tibet usato dalle popolane, diciamo.
Anche il costume indossato da questa ragazza è un abito degli anni 50, sempre usato per cerimonie. Rosa in seta e lo scialle sempre marrone in Tibet. Anni 70. È un abito setta stampata. Sì. È di probabile origine prelatina, è attestato al 1341, nella edizione locale si presenta come Irvono, paese dell'Ogliastra di circa 2500 abitanti, situato sulla collina tra Lanusei e Tortolì, promuovere l'ambiente del territorio olivicolo, diffondere la storia e la cultura espressa dell'olivo e dall'olio. Questa iniziativa si inserisce all'interno della sagra denominata Pane e Olio, che si tiene ad Irvono l'ultimo sabato e domenica del mese di novembre. Una distinzione del costume femminile era legata al ceto sociale. Infatti, quello benestante usava samantilla, copricapo molto raffinato in panno di lana rossa, con bordi arricchiti da gallone dorato, indossata sopra un velo bianco d'organza con bordi ricamati in forma triangolare, mentre persone appartenenti al ceto sociale più basso indossavano sugolore, copricapo di forma rettangolare in panno rosso, bordato con raso nero ricamato. Viene fissato sul capo con una spilla detta sagulla. Sul davanti e ai lati vengono posti i scancius de vrata, ganciera d'argento, che consentono la chiusura del sugolore. Proprio sotto il mento, questi due copricapi erano usati per le occasioni importanti come le feste e i matrimoni. Samantilla si indossa esclusivamente con su gippone, giacchetta di broccato a maniche lunghe, rifinita da passamaneria in colore detta su goncordu, sagamisa rigorosamente in cotone bianco, interamente ricamata a mano, con polsini bordati in ricamo o in pizzo, chiusa al collo. E stiria seda differisce da quello di lana perché è interamente in seta operata di vari colori, accompagnato, a differenza dell'altro, esclusivamente da uno scialle in seta e non viene usato su vanno e anca. Lungo circa 50 o 60 cm, sagamisa di cotone bianco ricamata sul davanti lungo la bottonatura sagostura e pieghettata verticalmente verso i lati, isprinnigas. Viene chiusa sul colletto con isutones de oro, bottoni d'oro. Saggiacca in panno di lana nero o rosso, chiusa sul davanti da una o due file di bottoni realizzati con monete d'argento. All'interno la manica è presente, un'apertura dalla quale fuoriesce la manica della camicia. Panicè 2 seda, fazzoletto di seta colorato si indossa attorno al collo fermato da un anello di oro. Ragailino, pantalone di lino bianco. Posizione sui costoni che dal Gennargentu declinano verso la costa. Gli abitanti sono circa 6.200. Superficie di 53 ettari, altitudine 620 metri sul livello del mare.
È sede vescovile dal 1927, il suo nome sembra che derivi dal greco lanos, vendemmia, e dal latino laneus, di lana. Gran parte della cittadina è attraversata dalla linea ferroviaria, suggestive alture Pizzegucque e Sugramo, che si snoda al centro abitato. Il suo territorio è noto per la ricchezza dei paesaggi, anfiteatro naturale in cui risaltano le zone boschive, gli spettacoli e gli aspetti archeologici e i monumenti più importanti del paese. Il bosco di Selene è sicuramente la meta più visitata dai turisti, rigogliosi lecce e roverelle ed altri oggetti d'età preistorica. Passo la parola a Susanna per i costumi. Per l'abito giornaliero femminile stile De Vittu abbiamo il copricapo detto colori, è realizzato in panno rosso bordato in raso nero. Il panno e il raso sono uniti da un punto decorativo di colore bianco o giallo. Sul colori venivano applicati dei ganci in argento detti gancio su de vrenu. La camicia in cotone bianco, trambicchi, sul davanti presenta un ricamo lineare racchiuso tra due fasce finemente plissettate, pettorrasa pinnigasa. Anche il girocollo, casi in oro, arricchiscono la camicia. Il corpetto, chiamato cossu, realizzato in brocato dai colori sgargianti, privo di maniche, con un gancius in argento più piccoli rispetto a quelli dei sugolori, generalmente a forma di cuore. Gonna, chiamata fardetta, è in panno pesante di colore scuro, ma esiste anche in orbace o di seta a seconda del periodo. Grembiule e bratta. Il giubbino, detto gipponi, è di colore rosso, ricamato sul davanti ed è bordato in nero. Realizzato in panno chiamato scarlatto, può avere una bottonatura a destra o a sinistra con una fila con una fila. Questo è l'abito di gala usato dalle benestanti, dette anche damas de mantilla. L'abito alla mia destra è in velluto e di recente fattura. L'abito a sinistra è una gonna di fine 800 con un giacchino degli anni 20. Baunei e il territorio del comune Baunei è una splendida posizione panoramica sull'Ogliastra. Si sviluppa a oltre i 400 metri di altitudine ed è solcato dalle valli profonde e strette, da ripidissime pareti calcaree, falesi e calette, e si estende fino alla frazione costiera di Santa Maria Navarrese. Volevo anche ricordare che Baunei, e anche se gli altri ce le copiano, perché ci copiano Calamarioli, ci copiano Calaluna e ci copiano anche l'arco di Golorizze. Un piccolo lapsus. E pare tragga lo stile da un esemplare introvabile, ma non per questo meno veritiero. I colori viola del corpetto su gippone e il rosso della gonna savardetta identificano un atteggiamento festoso, profano e religioso in coloro che lo indossano. Esiste però un altro costume di Baunei, documentato da disegni e più recentemente da fotografie, che rispecchia nella sua semplicità la modestia del tempo senza peraltro rinunciare all'eleganza. Vabbè. Il costume maschile non ha subito invece modifiche da che se ne è avuta la prima memoria storica e personale dei baunesi. Si compone di due colori, il bianco per le ampie braghe al polpaccio, saraga, e la camicia priva di colletto, ed il nero per il gonnellino in orbace, plissettato, il corpetto con la giacca e saberrita longa, uscambales. L'altro costume maschile
maschile è composto da un pantalone o di fustagno o di velluto, la camicia bianca dalla linea molto semplice, scarpe in pelle realizzate su misura dal calzolaio del paese. Certo che i turisti stasera si stanno lustrando gli occhi a vedere tanto bel po' di costumi. Grutas e possiede un bellissimo territorio ancora intatto nella sua selvaggia bellezza. È ricco di grotte, codole e fitti boschi, di leci, querce, ginepri, impreziosite dalle profumerie, dalle profumate piante della macchia mediterranea. Nel nostro altipiano del Supramonte, zona impervia ma di grande fascino e valore naturalistico. Si trovano profonde gole, imponenti bastioni rocciosi, secolari foreste e specie di animali ormai rare. Ursulei si presenta come un tranquillo e tipico centro montano, con un grazioso centro storico attraversato da antiche vie in pietra, in cui si conservano le casette tradizionali. Per il costume cedo la parola a Susanna. Per il costume femminile esistono due varianti del costume di Ursulei, una riservata ai momenti importanti della vita e alle grandi occasioni, pertanto più lavorato e costoso, e una più semplice, di uso quotidiano, che non era arricchito da ricami e brocati. Le parti che costituiscono il costume femminile sono suvannucciu, velluto damascato, nella versione di gala, arricchito nei polsi con dei bottoni tipici sacri. Sugosso è il corsetto che veniva realizzato in velluto. Color rubino o turchese, i bordi sono arricchiti con una fetta a motivi floreali. La parte del sugosso in corrispondenza del petto è in forma trapezoidale, di cui le due estremità, che non si congiungono ma presentano delle punte che sporgono in avanti, vengono tenute con due ganci d'argento. Sagamisa è la camicia in cotone fine, ricamato trambicchi. Il colletto è lavorato con la stessa stoffa usata per il resto della camicia, ma viene sfilato e tessuto con l'ago. La parte inferiore del colletto viene infilata, plissettata, ed essa solo una striscia centrale chiamata sudoro. Sadunica, gonna in orbace plissettata e rifinita con brocato floreale. Sant'Alena, in seta arricchita con ricamo sempre in filo di seta e bordata con un pizzo. Per il costume maschile abbiamo Simbustu, che è un corpetto in panno rosso e velluto blu. Sagamisa plissettata tutta a mano e lavorata con Susciale Seda. Sono abiti inizialmente usati dalle persone benestanti, solo nel dopoguerra poi vennero usati anche dalle persone comuni.
Sono tutti scialli che partono dagli anni 20 fino agli anni 50. Il primo aggiunto anche di sfilato, invece gli altri due sono semplici in crespo di raso. Anche gli abiti sono quasi tutti originali. Le origini del nome non sono ancora chiare. Secondo la teoria più accreditata deriverebbe dal latino aer sana, che mette in risalto l'aria buona che si respira data la favorevole posizione geografica del paese. Nel comune di Arzana è posta la vetta più alta della Sardegna, Punta la Marmora. Nel territorio si trovano numerose testimonianze dell'età nuragica. Il villaggio di Ruinas, posto nel cuore del Gennargentu, è il più importante monumento archeologico del paese. Risale al 1870. Appartiene alla mamma di un nonnino di Arzana, zio Cicito Ferrai, morto all'età di 107 anni. Il copricapo tradizionale, su colore, si allaccia sotto il mento per mezzo di un sottogola fermato da catena e ganci d'argento che vengono denominati cancius. Il tessuto è un panno di lana e i bordi sono in raso. La camicia tradizionale, sagamisa, è di colore bianco sia nel tessuto che nei ricami. La stoffa utilizzata è trambicchi e telecodone. La camicia si abbottonava con bottoni d'oro filigranato. Il giubbetto, la cui denominazione dialettale cippone, la stoffa utilizzata è prevalentemente la seta, la gonna sabardetta e il tessuto utilizzato è la lana. Sull'orlo si trovano una o più fasce ricamate. Il grembiule Santalena viene indossato sopra la gonna. Per il costume maschile abbiamo il copricapo, denominazione dialettale berritta, berretto floscio di lana di colore nero, la camicia chiamata camisa, il tessuto può essere tela di cotone o madavolani, il colore è sempre bianco. Il giubbetto tradizionale, denominazione dialettale cippone, è in panno di lana di colore nero. Il corpetto tradizionale, denominazione dialettale asta e verde, si tratta di un corpetto di panno nero che viene indossato sopra il giubbotto. Il gonnellino tradizionale, denominazione dialettale braga, è in lana e si tratta di un gonnellino in orbace di colore nero fatto con delle pieghe. Sfila inoltre un vestito da sposa che è formato da uno scialle gonca, che viene fissato con una spilla caratteristica, sagulla, e cade sulle spalle. Il tessuto è di lana, spesso decorato con dei motivi floreali. La camisa è di colore bianco, sia nel tessuto che nei ricami. La stoffa utilizzata è trambicchi e telecodone. Le parti della camicia sono il davanti suenanti, la spalla savala, le maniche irmanicasa, la parte ricamata si chiama savrangia ricama, il tassello sottomanica su arcadeddu, il bordino girocollo su gavessu. Sopra la camicia si indossa. Ecco, un altro applauso ai costumi di Arzana e naturalmente a tutti i costumi che hanno sfilato fino adesso. Anche ai nostri amici di Arzana, grazie a voi per essere venuti. Vi auguriamo di passate da questa parte, grazie. A penna, quindi la sua calligrafia la conosce lei. Innanzitutto buonasera a tutti dal gruppo folk Sant'Andrea di Tortolì. Tortolì è uno dei capoluoghi della provincia sarda di Ogliastra e ha poco meno di 11.000 abitanti. Sorge sulla costa centro-orientale della Sardegna, nell'Ogliastra, nella regione fra le foci del Mannu e del Pramaera, vicino allo stagno di Tortolì e al porto di Arbatax.
località balneare segnalata con 4 vele nella guida blu di Legambiente. A Tortolì si trovano fortificazioni come la Torre di San Gemigliano e la Torre Spagnola di Arbatax, tutte e due spagnole. Questa sera siamo qui per presentarvi alcuni dei nostri costumi. Sono delle riproduzioni, non c'è stata la possibilità di portare qui i costumi vecchi che abbiamo noi in nostra custodia. Il gruppo Folk in 30 anni di lavoro con questi ragazzi ha cercato di ricostruire i vari costumi di Tortolì. Inizieremo con i primi 2 costumi, maschile e femminile. Costume giornaliero. Il costume femminile è composto da una gonna in cotone, camicia semplice e senza ricami, in testa un fazzoletto nero in lana con ricami a fiori. Costume maschile, un pantalone in fustagno e camicia giornaliera, plissettata sul petto, con la particolarità della fascia anziché della cinta, che poteva essere di vari colori. Questo costume veniva usato sia dai contadini che dai pescatori. La Sardegna possiede un'incredibile varietà di costumi che attestano la complessità della sua storia e la diversità delle sue popolazioni. Incerte sono le origini dei costumi tradizionali sardi. Le loro radici devono farsi risalire probabilmente all'epoca preromana. Proseguiremo con un altro costume. Costume semplice, portato dalla maggior parte delle donne. Costume femminile con 2 varianti. Sagamisa, la camicia bianca in cotone ricamata a mano nei polsi e nel petto, chiusa davanti da 2 bottoni d'oro. Su gipponi a manica lunga, il giubbetto in seta con maniche lunghe e strette, indossato sopra la camicia, chiuso in vita da 2 gancetti. Sugossu, corpetto senza maniche, di velluto o brocato, chiuso in vita da 2 ganci d'argento, usato in primavera per le passeggiate in campagna e per giocare a isonzulus, tipico gioco tortoliese, praticato solo dalle donne. Savardetta, la gonna in seta, di solito dello stesso colore dei suggipponi, con ampie pieghettature, lungo fino alle caviglie, legata in vita da una fettuccina. Santaleni, il grembiule in seta nera, messa sopra la gonna, sopra Santaleni, i sfroccusu, i fiocchi, colorati a fiori, lasciati pendere sul lato sinistro. Su Muncadori e risalto a fiori, in prevalenza bordeaux, su sfondo nero che veniva messo come copricapo con i 2 lembi annodati sotto il mento durante le processioni religiose. Fissato alla nuca con una spilla d'oro, sagulla, ad un altro fazzoletto sotto di cotone rosso sudurbanti di forma triangolare che serviva per tenere fermi i capelli. L'altra variante con il cossetto senza maniche, sempre fazzoletto di colore con sfondo nero bordeaux, indossato alla maniera detto a sperro perché viene indossato differente dall'altra ragazza. Il
costume maschile. Il costume tradizionale maschile non è più di uso corrente, viene ormai indossato soltanto in occasioni delle feste folcloristiche. Si compone principalmente dei seguenti capi. Sul capo la caratteristica berrita, un copricapo anticamente in orbace, oggi in panno nero, di forma cilindrica, con la punta arrotondata che si ripiega all'indietro o lateralmente. Su gossu il corpetto, rosso senza maniche, orlato con nastro di velluto nero e a doppio petto, chiuso con 6 bottoni d'argento e delle catenelle. Sabraga bianca, il pantalone bianco, di tela bianca, chiuso in vita da fettuccina bianca. Gli scarzas, le calze, in panno nero, lunghe fino al ginocchio, a mo' di stivale. Dentro di esse sabraga bianca e legate sotto il ginocchio da un nastro nero. Sabraga niedda, il gonnellino corto, messo sopra la camicia e pantalone bianco, pieghettato, anticamente in orbace, oggi di panno nero, stretto alla vita da una cintura colorata. Ci sono queste due varianti del costume femminile, uno a samantilla, indossato dai sdamas di Tortolì, le donne più ricche, insomma, più benestanti. Invece l'altro con lo scialle veniva utilizzato per sposarsi principalmente. La mantilla, volevo ricordare che è di origine spagnola. Il costume femminile del Tortolì era uno dei più semplici ma belli dell'isola e cambiava a seconda della condizione sociale ed economica della persona che lo indossava. Costume ricco, costume più semplice per la vita di tutti i giorni, costume da vedova, nero e meno vistoso. Anche ai nostri amici di Tortolì, c'è Andrea qui che sta facendo un po' il mascalzoncello, non si è fatto neanche la barba, ha detto che oggi doveva fare il cattivo, difatti ho detto perché non si è messo lui la giacca nera. Ok, anche ai nostri amici di Tortolì un ricordo della loro partecipazione qui alla prima edizione di Vestirsi in Festa e speriamo di averli ospiti anche l'anno prossimo. Grazie. Eccetto il velo bianco smucadore di Otullu. È un abito di recente costruzione e per la fattura, scusate, si è basati sulla testimonianza orale degli anziani e su foto d'epoca. Questa è sempre la vedova benestante. Questo è l'abito da pastore, è un abito andato in disuso intorno agli anni 20.
È un abito che accomuna un po' tutti i paesi della Sardegna, è vestito di pelle, chiamato Seste Beddi. Di professione Valentino non fa il pastore sicuramente, fa l'agricoltore, ecco, va bene. Va bene, adesso io vi dico appunto con Bari delle Puglie. Infatti si narra che una volta hanno spedito una cassa che anziché andare a Bari di Puglia è arrivata a Bari Sardo, e siccome i sardi così per tradizione se la sono tenute loro, tanto diceva Bari, è restata a Bari Sardo. Si trova a circa 130 km da Cagliari, a 187 da Olbia e a 10 km da Arbatax e Tortolì. Ha un territorio ristretto ma interessante dal punto di vista geologico, per la presenza, se non altro, di un vulcano spento, dell'alto piano dello spirito fondatore. Sono presenti parecchi nuraghi, mi dicono i nomi però sono troppo difficili da dirli, intanto vi faccio parlare del costume. Allora, per l'abito maschile abbiamo, in linea di massima, non si differenzia dalle altre località dell'isola, semplice. Alcuni studiosi fanno risalire da sole Per tutti i modelli del costume d'Ogliastra, Se può venire qui sul palco? Silvia. Viene la figlia a ritirare il premio. Silvia. Ecco, questa è Silvia che ritira il secondo premio per Manfredo Canzilla. E adesso il primo premio, Vittorio Ferrelli. Vittorio Ferrelli sul palco, se può avvicinarsi. Come sarebbe? Manca proprio il vincitore. È il colmo dei colmi e non si può premiare il vincitore. Sì, la tira lei. O meglio la Presidente. Ok, glielo consegneremo poi. Bene, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio ancora per essere